A San Demetrio Corone le celebrazioni per i 550 anni alla morte dell'eroe nazionale Skanderbeg, alla presenza del Presidente Mattarella e del Presidente della Repubblica di Albania Meta, una giornata storica che noi abbiamo seguito nel corso di una lunga diretta. Allora diamo subito la linea al nostro direttore Attilio Sabato. Bene, grazie. Chi ci sta seguendo dalle 11:30 stamattina avrà avuto modo di vedere ogni attimo di questa visita del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella in quel del paese simbolo della comunità albanofona, cioè San Demetrio Corone. C'era anche il Presidente della Repubblica d'Albania Meta, un incontro davvero storico che segna il riconoscimento dello Stato italiano pieno, sentito al contributo dato dalla comunità albanese presente sul territorio nazionale alle cause del nostro Paese. Per noi c'è Rosalba Baldino che stamattina ha raccontato splendidamente ciò che è accaduto e avvenuto a San Demetrio Corone. Rosalba si trova ancora all'interno della struttura che ha ospitato l'incontro, dove c'erano tanti sindaci provenienti da ogni parte d'Italia, di etnia arbresce, c'erano il Presidente della Regione, il Presidente della provincia di Cosenza, prefetti, insomma le massime autorità che hanno voluto presenziare a questo incontro. Siamo ancora nel collegio di Sant'Adriano. Rosalba, a te la linea. Allora è terminato da poco, vero? Sì, direttore, siamo ancora nel collegio di Sant'Adriano che fino a poco fa, prima di un'ora fa, in questo collegio era pieno di gente, adesso come vedete è quasi vuoto. Qui che sono stati ospitati il Presidente dell'Albania, Ilir Meta, e il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Un incontro definito storico, un incontro internazionale, particolare perché è avvenuto in un piccolo centro della Calabria. San Demetrio Corona conta circa 3.100 abitanti, quindi è stato davvero un unicum ed è per questo che qui lo definiscono storico. Che cosa si sono detti il Presidente Meta e il Presidente Mattarella? Tra l'altro c'è stato un incontro privato durato una quindicina di minuti prima dell'incontro istituzionale che abbiamo seguito in diretta. L'occasione, lo avete detto da studio, le celebrazioni del 550° anniversario della morte dell'eroe nazionale albanese Giorgio Kastriota Skanderbeg, che il Presidente Meta ha definito custode della cristianità in Europa. Quali sono stati i messaggi lanciati dai due capi di Stato? Intanto il Presidente Meta si è rivolto, ha cominciato il suo discorso, un discorso in albanese, riferendosi e chiamando sorelle e fratelli arbresh, proprio i residenti albanesi in Italia. È cominciato quindi con questa familiarità. Le parole, come sappiamo, nei discorsi ufficiali hanno un significato preciso. Ha ricordato Skanderbeg, ma ha ricordato soprattutto l'accoglienza. L'accoglienza è stata un po' la parola trainante di questa giornata e di questo incontro, l'accoglienza che gli albanesi hanno trovato in Italia, in Calabria, sia ai tempi di Skanderbeg, quindi 5 secoli fa, sia nel secondo esodo che è avvenuto in Albania negli anni 90, parliamo del 1990, circa 28 anni fa, 26 anni fa, più o meno 92, ecco, quindi 2 esodi con la stessa reazione da parte dell'Italia e delle comunità albanesi in Italia, quella dell'accoglienza. Il Presidente Meta tra l'altro ha ricordato che oggi i rapporti tra l'Albania e l'Italia sono davvero intensi, che sono 25.000 i calabresi che risiedono in Albania, molti sono studenti.
altri sono imprenditori, altri lavorano in Albania, quindi ha auspicato che questa collaborazione, questa intesa cresca sempre di più e il messaggio all'Europa è proprio quello dell'inclusione. Il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella ha ricordato intanto la storia gloriosa di questo collegio dove si sono formati, ha detto, molti patrioti italiani, italo-albanesi. E questo è fondamentale e importante. Il Presidente Mattarella ha fatto molti riferimenti alla storia, ricordando i nomi di chi si è formato proprio in questo collegio. Ricordiamo Girolamo De Rada solo per fare uno dei nomi prestigiosi della cultura albanese. Poi Mattarella ha detto ancora che l'auspicio è quello che l'Albania possa far parte dell'Europa, questo è l'obiettivo, e l'Italia sostiene il percorso albanese, anche perché in Italia ci sono 10.000 studenti albanesi che studiano nelle nostre università, tantissimi sono i lavoratori albanesi che hanno trovato come dire, occupazione nel nostro paese, stanno facendo crescere la nostra economia. Rosalba? Quindi il paese, il messaggio, sì. C'era stata anche una bella festa di popolo, c'erano tanti giovani, c'erano Sì, tanti ci stavo scolari, arrivando. le All'inizio bandiere. devo dire. Sì. Sì, allora è stata una grande festa popolare, sono arrivati qui con dei pullman, tra l'altro da tutta Italia, c'erano i bambini con la doppia bandiera, il tricolore e la bandiera con le aquile, la bandiera albanese. Il presidente, i due presidenti sono stati accolti dall'inno italiano e dall'inno albanese. In più entrambi i presidenti, siccome stamattina qui a San Demetrio Corone il tempo non è stato clementissimo, quindi a un certo punto è cominciato a piovere, Mattarella e Meta sotto uno stesso ombrello hanno ascoltato i canti struggenti della tradizione albanese e poi anche le danze della tradizione albanese. Hanno guardato con attenzione, hanno ammirato i costumi della tradizione albanese, vestiti conservati gelosamente dalle donne e dagli uomini, vestiti che si tramandano di padre in figlio, e alcuni dei quali abbiamo anche avuto modo di sentire nella nostra diretta una bella ragazza, una giovane signora che ci ha raccontato che l'abito che lei indossava aveva più di un secolo di vita, 150 anni, e che lei stessa lo aveva indossato per il giorno più importante nella vita di una donna, che è quello del matrimonio, i tessuti pregiati. C'è stata la celebrazione di una cultura, perché ha ricordato il Presidente Mattarella che l'articolo 6 della nostra Costituzione tutela le minoranze. Il messaggio forte che entrambi i Presidenti hanno lanciato è quello della valorizzazione delle differenze in un'epoca, insomma, in cui si guarda con ostilità alle differenze. Quindi quello che è accaduto tra le comunità Arbresh e l'Italia è il simbolo di un'integrazione perfetta. Ti restituisco la linea.